Grazie di avermi invitata in questo luogo straordinario. Veramente l'Italia è un paese incredibile. E, poi mi ha fatto ritornare nelle Marche. Scusate se dico Marche, perché in realtà questo territorio è finito sotto la Romagna quando io ero ancora a Pesaro, perché c'è stato un referendum per cui tutta la Valmarecchia, questa parte si è spostata. A me mi viene da dire ancora Marche, scusatemi. Poi ho visto arrivando il cartello Rimini e poi questa mattina, piccola cosa personale, ho preso una strada che ho fatto per tantissimi anni perché a Monteluro abitava Massimo Dolcini, che è stato un carissimo amico. Con lui abbiamo fatto il progetto della grafica della biblioteca del San Giovanni e forse anche non solo della grafica, e quindi è stato veramente un arrivo. E poi ho visto questa cupola, fantastico. Quale libretto avevi potuto scegliere dal cesto che avete messo lì se non quello di Eugenio Barba? E perché dico questo? Perché io mi sono ritrovata molto per caso a Lecce, veramente per caso. C'è una nuova amministrazione, un'amministrazione che aveva voglia di dare un segno completamente diverso, e un sindaco che le poche volte che ho avuto modo di incontrare aveva molto aderito a quest'idea di cultura come quella che ci è stata raccontata questa mattina. Io tra l'altro mi sto molto interrogando su cosa significa il termine cultura, perché sono un po' stufa di usare questa parola, e anche con tutte le possibili declinazioni. Penso che cultura e patrimonio culturale lo siano solo quando vengono riconosciuti dai cittadini. E quindi sto ragionando un po' su una declinazione di questo tipo, anche perché se no qualsiasi cosa può essere definita, no? Dal Sagra a Venezia invasa dai turisti, uno deve interrogarsi su cosa significa patrimonio culturale e processi culturali, più che mai oggi da quando è stato legata al turismo. E questo è un primo ragionamento. Allora, perché Barba? E Barba mi ha così coinvolta. Appena arrivata non capivo come mai mi sto costruendo una mappa non conoscendo nulla di Lecce, e devo dire che è faticosissimo ma anche molto interessante, perché tu incontri le persone, incontri le associazioni, incontri la città senza nessun tipo di pregiudizio, e ti costruisci tu. Non hai né un pregiudizio politico, non hai. Quello che mi sono chiesta appena arrivata è come mai le prime 50 persone che hanno chiesto di vedermi erano tutti legati al teatro. Non riuscivo a capire come mai questa sorta di densità, no. Allora mi hanno raccontato, io ovviamente Eugenio Barba sapevo chi era, anche perché mi era capitato di incrociarlo a una biennale a Venezia. E l'ho anche conosciuto quest'anno e vi assicuro che è ancora in perfetta forma e potrebbe vivere altri 100 anni facendo esattamente quello che ha. Allora, Eugenio Barba, con la storia che voi meglio di me conoscete, ha in realtà determinato una situazione culturale per cui è cominciato ad arrivare ad insegnare. C'è stata la cattedra di Carlo D'Amico, c'è stato Savarese, c'è tutta una sorta di situazione culturale per cui sono nati veramente un sacco di teatri, di piccoli teatri. Forse uno che più degli altri conoscete è questo Coreia. Però come assessore mi ritrovo a dovermi occupare di tutti i teatri della città, e sono ben 5, 2 chiusi e 3 aperti, 3 meravigliosi teatri romani, e adesso uno appena scoperto, tirato fuori. Allora, il problema è come riuscire oggi per me a far sì che anche i teatri più tradizionali e quelli che fanno un'attività dove quando mi guardo dall'alto le teste sono quasi tutte canute ed escono i vestiti bene della città,
si trasformino in luoghi invece che avvicinano le periferie, perché Lecce non è solo barocca, ma ha 4 quartieri, 5 che si chiamano ancora con il nome degli insediamenti che erano stati fatti nel periodo di Fanfani, 167A, 167B, e già il fatto che non abbiano mai avuto un nome diverso vi fa capire che tipo di quartieri possano essere. Allora, i ragionamenti che voi avete fatto, che sono un po' quelli tra il centro e la periferia, il centro e la periferia non necessariamente è Bologna e Sant'Arcangelo, non necessariamente è l'Appennino sul quale poi questa spina dorsale e tutti i ragionamenti che si stanno facendo, no? Sui piccoli centri, sull'abbandono di questi centri, su come riuscire a farli vivere, cioè questo è un problema enorme e tra l'altro sarà anche il tema della prossima architettura, del prossimo padiglione Italia dell'architettura di Venezia, che si chiama Arcipelago Italia, e cerca proprio di capire come queste piccole aree, però il problema del centro e la periferia, nel caso volessimo ancora usare centro-periferia, sono secondo me ancora più evidenti all'interno delle città, anche se sono città non molto grandi, Lecce ha 100.000 abitanti. E quindi questo piccolo è bello, piccolo è una situazione di questo tipo, però io mi chiedo come riuscire a portare situazioni di questo genere all'interno di luoghi che non sono così idilliaci, ma che sono invece luoghi di grande contraddizione, di grande problematica sociale. C'è un quartiere che ha il 70% di povertà educativa, significa che il 70% dei ragazzini non hanno mai messo piede a teatro, mai un cinema, mai letto un libro, mai niente. Allora il tema è, e questo è il tema che mi ha condotto anche in tutto il lavoro all'interno delle biblioteche, è come far sì, e mi è piaciuto molto questa definizione che non è noi abbiamo sempre parlato di pubblici e di non pubblici, no? Quando Elena prima diceva non ancora pubblici, no? Questo ancora mi è molto piaciuto. Ecco, allora come riuscire a far sì che questo ancora si trasformi in, e questa è una grande, in un qualcosa che è. Allora, alcuni temi. Questi sono luoghi straordinari che però sono anche fortemente autoreferenziali. Fatemelo dire, sperimentali ci devono essere, ma come riuscire a far sì che, e io questo l'ho toccato con uno dei teatri, subito con Coreia, loro mi chiedono un contributo, io non so come ragionare in un momento in cui ho 0,0 nel capitolo di bilancio, però io dico, io penso che voi facciate un lavoro straordinario, siete anche una residenza d'artista, siete sperimentazione, siete tutto questo, ma io vorrei che voi in qualche modo usciste da questo teatro, no? Veniva detto anche prima, usciste da questo teatro per andare, ma non perché porto uno spettacolo da un'altra parte, non è questo, a me questo non mi interessa, come in questo uscire riesco a far sì che quei pezzi, no? Di città, di paese, di popolazione, di quartiere che non andranno mai a teatro, non andranno mai in una biblioteca, per tutta una serie di motivi, non andranno mai a un concerto. E questi ragazzini hanno degli orizzonti pazzeschi, perché sono quelle famiglie, quindi anche quando noi lavoriamo, io sto ribaltando totalmente il lavoro con la scuola, non mi interessa più lavorare con la scuola, ve lo dico sinceramente, mi interessa lavorare con le famiglie, perché questi ragazzini, anche se riusciamo a conquistarli, ammesso che riusciamo a conquistarli portandoli una mattinata, facendogli fare un percorso, no? Qui c'è un amico che ha fatto un percorso con i ragazzini incredibile, se questi poi ritornano a casa e hanno degli orizzonti così limitati, allora qui forse è anche da rivedere completamente come lavoriamo con questi bambini. Sto dicendo delle cose un po' e soprattutto come farli diventare protagonisti, perché
anche nel ragionare, cioè mentre voi parlavate io continuamente sostituivo alla parola teatro biblioteca e sono esattamente gli stessi pensieri, gli stessi ragionamenti, gli stessi tentativi, no? Di avere un senso, di essere non produttivi perché con la cultura si mangia. A me non interessa che con la cultura si mangi, perché quando diciamo si mangia significa che lo attribuiamo a un valore comunque economico. Io voglio che con la cultura si stia bene, si stia meglio. Le cose sulle quali si sta lavorando di più oggi è il rapporto tra la cultura e il benessere fisico delle persone. E ci sono un sacco ormai di studi, no? Soprattutto all'estero, ma anche in Italia, chi se ne occupa molto sono Pierluigi Sacco, Caterina Sei, eccetera, dove tu vedi che se lavori in carcere facendo teatro o altre cose, se lavori con gli anziani, ma non facendoli vedere degli spettacoli, facendoli diventare protagonisti. No? Quindi, e il teatro da questo punto di vista è sicuramente, per la sua trasversalità, no? È quello che più può far, molto di più della biblioteca in questo senso, cioè in una biblioteca è un luogo, la biblioteca offre un luogo che deve diventare anche tutto questo, un luogo dove fare, dove stare insieme, dove... Però bisogna allora, nel caso si continui a parlare di questa biblioteca, far sì che dentro arrivi il teatro che ti fa fare delle cose, la musica che ti fa fare delle cose e bisogna farle e farle insieme. Questi sono i due elementi che possono sia in qualche modo rispondere a una serie di domande e di ragionamenti e riflessioni che avete fatto, che forse, soprattutto in queste aree più interne, che soffrono di alcuni problemi non da poco, perché nel momento in cui tu perdi l'ultimo presidio sanitario, l'ultima posta, l'ultimo luogo che dava anche delle certezze alla comunità, no? Io vivo in quel posto perché le persone anziane trovavano in tutte queste cose ancora questi servizi un elemento per essere radicato in quel posto. Nel momento in cui tu li perdi e perdi anche la comunità che ti può sostenere, questi posti vengono, infatti si stanno tutti più o meno. Allora, come riuscire a far sì che interventi di questo genere diventino anche interventi che in qualche modo creano quella sorta di benessere anche fisico, per cui è molto complicato, ma si sta spostando la sanità anche la sanità verso degli interventi più sociali. E quindi in qualche modo il teatro, la biblioteca, le comunità possono diventare parte di una rete che stai perdendo. E questo anche è un altro punto di vista che vorrei introdurre e che in qualche modo è stato evocato, che mi sembra molto importante, anche perché noi abbiamo una popolazione che è sempre più anziana e non possiamo non tenerne conto. Quindi anche con le scuole, ritornando un attimo al discorso delle scuole, è questo discorso, i ragazzini devono diventare protagonisti e a un certo momento c'è qualcuno che ha detto il teatro come luogo dove non solo diventano protagonisti ma si prendono cura, quindi quest'altro elemento che è il prendersi cura, no? Prendersi cura del teatro, prendersi cura della scuola dove sei, prendersi cura della biblioteca, anche questa è una trasformazione di cittadinanza molto forte. Altre parole e poi penso che concluderò, io non lo so se poi ci sono anche delle domande o delle cose, ma sono tanti che sono emerse. Questo bisogno di contaminarsi e di trasversalità, cioè i nostri servizi non possono, servizi culturali, più pensarsi separati. Quindi anche il lavoro che sta facendo Elena, quest'idea che c'è il teatro ma si lavora il teatro e nel teatro porti dentro delle cose che normalmente stanno nella biblioteca e nella biblioteca porti delle cose che stanno nel teatro. L'ideale sarebbe avere dei luoghi, fatemelo dire un po' provocatoriamente, che sono dei centri commerciali della cultura,
non sono centri commerciali, ma sono centri culturali, dove tu entri e trovi differenti proposte. E quindi tu puoi andare a teatro, fare teatro, puoi andare a prendere... Questa separazione dei nostri luoghi, che da un lato è costosissima, che è estremamente impegnativa, no? Io penso alle Marche, appunto, come dicevate, non c'è un paese che non abbia un teatro bellissimo, non c'è un posto che non abbia, un paesino che non abbia la sua piccola biblioteca. Anche la sostenibilità di tutti questi luoghi non è una cosa da poco. Ma non è tanto il problema che non abbiamo denaro, è che le persone oggi, un po' perché hanno poco tempo, un po' perché sono no? Anche le persone sono diventate multi in qualche modo, no? Linguaggi, eccetera. E quindi un luogo dove tu non separi il teatro dal cinema, la mostra dalla biblioteca, ma tu entri e hai differenti percorsi che poi si pensano e si progettano insieme, e quindi hai un'unica aula, hai un unico... Questo sarebbe l'ideale, ed è quello che possono permettersi di fare nei paesi nordici, perché non hanno il nostro patrimonio culturale. Io sono andata in dei centri culturali dove dentro avevi anche la piscina e i bambini si toglievano la cuffia, si mettevano gli abiti normali e andavano in biblioteca. Andando in biblioteca passavi attraverso una mostra, eccetera, eccetera. E questo fa sì che siano sempre pieni così. È proprio un'idea. Allora, noi che non possiamo fare questo, però dobbiamo lavorare per capire comunque come riuscire a creare questo effetto, no? Il fatto che se tu però metti insieme tanti differenti linguaggi, stimoli, possibilità, è più facile che uno, entrando in quel luogo per fare un qualcosa, per caso caschi su qualcos'altro. Cos'è che ha sempre avuto la biblioteca, più dei teatri, più del cinema, eccetera, come caratteristica fondamentale? Che è un luogo neutro. Nel senso che tu puoi andare in biblioteca senza avere nessun tipo di competenza, senza avere nessun tipo di passione. Puoi andare in biblioteca così, perché ci vai, perché c'è solo internet gratuito. Non hai, andare in un teatro, andare a una mostra presuppone che tu abbia già in qualche modo la consapevolezza che stai andando a teatro. Allora, da questo punto di vista la biblioteca è abbastanza insostituibile. Io mi ritrovo in una città dove non esiste la voce in capitolo di bilancio biblioteca. Quindi provate a pensare, no, quando noi diciamo il sud, no? Il sud è così perché i soldi sono stati spesi in un altro modo, perché i soldi sono stati spesi per eventi, perché i soldi di sicuro non sono stati spesi in servizi. Prima dicevate il teatro come servizio culturale di base, come welfare della comunità, lo diceva un amministratore, non mi ricordo chi di voi, è assolutamente vero, però questo significa che anche all'interno di quella che è nella costruzione del nostro bilancio, queste voci devono diventare voci esattamente come l'acqua pubblica, come la scuola, voci fondamentali nella costruzione del bilancio, e questo non è neanche nei trasferimenti dello Stato, perché queste voci non pesano all'interno. Quindi è, come dire, è molto faticoso riuscire a far capire che questi sono servizi di base indispensabili. Ma forse lo possiamo ottenere facendo un grosso lavoro di rapporto con l'esterno, come abbattere queste barriere culturali, psicologiche, che non ti fanno venire in un posto come questo. Allora, tutto questo non toglie l'importanza della sperimentazione, l'importanza della contemporaneità e del guardare avanti. L'ultima riflessione: io sto aprendo il primo presidio bibliotecario in questa città che non li ha. È un luogo non molto grande, per fortuna un grande spazio aperto, e stando a Lecce lo spazio aperto moltiplica per davvero uno spazio interno, e ho deciso di lavorare sul gioco. Quindi sarà una biblioteca, ma che non è una ludoteca, solo sul gioco, partendo molto dai videogiochi. Dico questo perché? Perché mi sono resa conto, il videogioco che noi magari non conosciamo, guardiamo con sospetto, oltre al fatto che adesso è stato super abilitato, perché da quando hanno fatto il videogioco al Museo Archeologico di Napoli, che in 4 mesi, questo Son and Father,
che in 4 mesi ha avuto 1.200.000 contatti, che significa che sono delle persone che attraverso questo videogioco sono entrate nel Museo Archeologico di Napoli. Quello che mi sono resa conto è che è un prodotto assolutamente trasversale. Per realizzarlo tu devi avere una storyboard, devi avere, spessissimo sono un libro o più libri di partenza, quindi hai tutta una cosa di scrittura, hai la musica, hai il linguaggio tecnologico, hai tantissime, è veramente trasversale. E quindi io lo sto usando un po' per riprodurre quella trasversalità di media che adesso si è un po' persa, perché c'è chi ascolta solo la musica, chi guarda solo il cinema, chi legge solo il libro, e invece il videogioco può essere. E anche il teatro, secondo me, potrebbe avere molto da guadagnare nel ragionare anche su questa cosa. Quindi condividere, trasversalità, aprirsi ai nuovi linguaggi se abbiamo voglia di avere pubblici differenti. E poi concludo con un ultimo elemento. Voi avete sentito, qualcuno forse sì, qualcuno no, parlare dei terzi luoghi. I terzi luoghi sono stati individuati da Oldenburg negli anni 60 come i luoghi dove si costruivano delle comunità che in qualche modo andavano, quindi dal barbiere tu andavi per farti i capelli e poi cominciavi a ragionare sulla vita politica della città, no? Quindi erano luoghi dove in maniera informale le persone facevano dei ragionamenti estremamente anche come dire, di impegno, di democrazia, insomma. Cosa hanno però questi luoghi? La spontaneità. Adesso è ritornato fuori questo tema dei terzi luoghi. In Europa se ne sta parlando moltissimo, perché stanno cercando, quelli che si occupano di cultura, di capire come portare all'interno dei nostri luoghi l'elemento della spontaneità. Perché se noi riuscissimo a trovare una piccola chiave su questa cosa, probabilmente questi non ancora pubblici potrebbe essere più facile farli venire, perché vengono per qualcos'altro, vengono perché tu gli offri appunto una piazza e poi lì dentro in qualche modo diventano cittadini, o speriamo di riuscire a farli diventare cittadini, che significa essere più consapevoli anche dal punto di vista democratico di quelli che sono i diritti democratici di un cittadino.